Raimondo Dinzeo, pregandolo però prima di lasciare la nostra tribuna di commentarci magari un paio di passaggi. Ecco, Dinzeo, se lei vuole commentarci l'entrata di questo cavaliere, ecco, un cavaliere italiano, abbiamo sentito, Montini, ecco, se ci vuol dire qualche cosa e anche sulla difficoltà di questo tracciato che lei ha scelto. Sì, ma per quello che riguarda il percorso, è un percorso che, essendo una categoria a tempo, prevede dei tratti un po' in direzione per vedere se i cavalli che sanno galoppare in azione, poi ci sono delle possibili girate dove un cavaliere può scegliere o una girata stretta, ecco per esempio adesso è il caso dal 2 al 3, questo cavaliere ha scelto una girata molto larga, ci sono i cavalieri che l'hanno preceduto e quelli cioè che sono in testa che per poter guadagnare dei secondi hanno girato stretto, quindi qui si vede anche il cavaliere che ha lavorato e preparato bene un cavallo agli ordini per fare dei percorsi. Ecco, adesso per esempio c'è un tratto un po' in dirittura dove bisognerebbe vedere i cavalli un po' in azione, fino qui alla doppia gabbia, poi c'è un punto, anche qua la doppia gabbia ha un verticale di ingresso che quindi rappresenta un po' una difficoltà e è stata messa a punto dopo proprio il tratto in piano per vedere i cavalli che immediatamente rientrano nel giusto equilibrio. Quindi queste sono le difficoltà. Questo ragazzo Montini adesso è un ragazzo molto appassionato che ha dedicato molti anni già al cavallo e continua con dei cavalli sempre giovani e questo è un cavallo molto giovane che ha presentato qui in concorso, quindi sono giustificati gli errori che ha fatto. Prima di concludere ricordiamo i migliori cavalli e cavalieri visti sul terreno fiorentino. Molta simpatia e tanti applausi per il tedesco Peter Weinberg, che ha vinto sia nella categoria a tempo che in quella mista con 2 cavalli, Just Malone e Graziano. Poi i francesi Hervé Godignon con Chandon Prince d'Encoville e un secondo cavallo Pimpin du Vallon. E poi Thierry Rosier, altro francese, con Malaisan Nitro. Bene anche i belgi, soprattutto Costanni Van Peschen, che ha presentato più soggetti, su tutti ci è apparso superiore al Capone. Gli italiani mai in zona podio, però vale ripeterlo, i migliori azzurri erano assenti giustificati. Ha tenuto le carte coperte Pierre Durand, che ha montato cavalli ancora in preparazione, mostrando il suo fantastico Jappeloup soltanto nell'ultima prova. Ecco la coppia vincitrice della medaglia d'oro agli ultimi Giochi Olimpici di Seul. Coccarda per Jappeloup e trofeo per Pierre Durand. La consegna da parte del comandante della regione militare tosco-emiliana, generale Goffredo Canino. Adesso c'è Roma. Pochi giorni ancora e poi Piazza di Siena che darà nuovamente... È l'ultima tappa del quadrangolare della vittoria che è già stato ospitato a Palmanova, Gorizia e Trieste. E a dare la consacrazione definitiva alla manifestazione è stato proprio il direttore di gara, l'indimenticato campione olimpico Raimondo Dinzeo, che non nasconde un pizzico di nostalgia. Beh, nostalgia tanta, sa, a me io la sento di meno perché vivo sempre un po' nell'ambiente, sia con i percorsi sia soprattutto seguendo i ragazzi della scuola militare, però la nostalgia mi viene quando vedo tanti buoni cavalli maltrattati e montati male, allora lì viene la nostalgia e uno si mangia un po' la lingua fra i denti. La manifestazione fino a questo momento è stata avversata dalla pioggia che ha messo a dura prova l'eccellente organizzazione logistica predisposta dai reparti del V Corpo d'Armata. Per fortuna il terreno di gara si è dimostrato eccellente, mantenendo caratteristiche quasi perfette e limitando le rovinose cadute di qualche concorrente. Il clou della manifestazione comunque sarà rappresentato dalla gara di Potenza che si svolgerà domani pomeriggio in chiusura di manifestazione. C'è anche la possibilità di un record mondiale, sempre che il maltempo non ci metta lo zampino ancora una volta. Ma sentiamo ancora da Raimondo Dinzeo un giudizio tecnico sulla manifestazione di Vittorio Veneto. Trovo che qui quest'anno hanno fatto un quadrangolare con Palmanova, Trieste, Vittorio Veneto e Gorizia che addirittura a livelli nazionali senz'altro, ma che potrebbe anche diventare con un po'
incrementandolo un po' anche a livello internazionale. Io mi auguro che per l'anno prossimo addirittura da questo quadrangolare esca la possibilità di avere un internazionale anche a livello rinverdire le squadre militari, visto che siamo in ambiente un po' militare nel campo organizzativo. Comunque fare un internazionale, perché i campi sono come non ce n'è altri in Italia, come grandezza, come ampiezza, materiale ostacoli è formidabile, e poi quello che abbiamo trovato dei terreni che nonostante purtroppo Giove Pluvio non ci ha assistito, e qui in qualsiasi altra città che fosse venuta tanta acqua come è venuta qui, certamente il concorso non sarebbe andato avanti. Invece qui, come vede benissimo, addirittura c'è l'erba già asciutta dopo tutto il diluvio che c'è stato stanotte.